Vernice spray per oscurare l'obiettivo della telecamera di sicurezza e cappellini per nascondersi il più possibile. Erano i primi accorgimenti messi in atto da due bulgari arrestati a Catania dagli agenti della polizia postale perché avrebbero installato in uno sportello ATM un'apparecchiatura in grado di clonare carte di credito e bancomat. I due, un uomo di 27 anni e una donna di 26, sono stati colti in flagranza proprio mentre stavano per applicare su uno sportello bancomat del centro città uno skimmer che permette la duplicazione delle carte. Beh, c'è la fessura dove viene inserita la carta di credito che sostanzialmente copia i dati della banda magnetica e poi una telecamera nascosta anche con un sonoro per sentire suoni che venivano emessi sulla tastiera e per leggere il PIN che veniva inserito. In questo modo è possibile con questi dati informatici riprodurre, clonare una carta di debito ma anche una carta di credito e poi utilizzarla soprattutto all'estero. La Polizia Postale di Catania ritiene che gli arrestati possano essere responsabili dell'applicazione di skimmer in altri sportelli bancomat della provincia. Per cui c'è un'attenzione nostra anche con servizi di appostamento, di pedinamento e questa volta diciamo ci è andata bene. Gli utenti dell'ATM, cioè i consumatori, come possono difendersi da un sistema del genere? Sul nostro sito poliziadistato.it o su commissariatodps.it diamo delle indicazioni e in particolare per quanto riguarda i bancomat di essere attenti, magari ecco, toccare un attimo la fessura dove viene inserita la carta di credito e anche guardare se ci sono delle telecamere, delle strumentazioni sovrapposte all'ATM originale. Nel caso di minimi dubbi ovviamente avvertire le forze dell'ordine.